L'ombra della speculazione sulle uova di Pasqua rispetto allo scorso anno, prezzi lievitati e quando sembrano invariati spesso il prodotto è più piccolo anche se è nascosto da una grande confezione. Francesco Loi. Lei ha appena fatto la spesa, ha già acquistato le uova? No, ancora no. Ho visto però ci sono dei prezzi abbastanza alti rispetto all'anno scorso. Forse i consumatori meno attenti non lo avranno notato, ma le uova di Pasqua sono più care rispetto agli anni precedenti. Se all'apparenza il prezzo può sembrare lo stesso, in realtà il prodotto è più piccolo, quindi in proporzione costa di più. Si tratta di una strategia commerciale, la shrinkflation, in italiano sgrammatura. Visto che sono dei consumi limitati a un periodo proprio pasquale, non duraturi per tutto l'anno, tutto sommato rispettiamo le tradizioni, che è positivo. Sperando che il prossimo anno sia una Pasqua più economica. Quanto ha speso? Più di 54 euro. A poco più di una settimana dalla Pasqua, nei supermercati è caccia alle uova. Soprattutto per i più piccoli è una tradizione a cui non si rinuncia, nemmeno se c'è l'inflazione, che però per molti ha il sapore di speculazione. Soprattutto perché molti acquisti non sono, evitabili. E quindi la speculazione preme proprio su questo. Infatti anche noi l'abbiamo visto che volevamo prenderli, ma chi ha 4 bambini, 5 bambini è difficile. E in effetti negli ultimi mesi il prezzo del cacao è diminuito, anche con picchi del meno 70%, ma a quanto pare questo non basta. Quindi prima di acquistare controllate bene il peso, perché altrimenti una volta aperto servirà la lente di ingrandimento, non per trovare la sorpresa, ma l'uovo. Favara nell'Agrigentino riscopre la memoria delle sue miniere, inaugurato il castello di Chiaromonte, il nuovo museo multimediale dello zolfo, un viaggio tra le storie dei Carusi, tra diritti negati e identità da custodire. Davide Sardo. Passato e futuro si stringono la mano nel segno della memoria e dell'identità. A Favara nasce il Museo Multimediale dello Zolfo, un viaggio potente dentro la storia dei Carusi tra fatica, dignità e diritti negati. Dalle miniere della Lucia e di Ciavolotta fino al cuore del castello Chiaramonte prende vita un percorso immersivo che racconta ai giovani di oggi il sacrificio di un tempo. Ragazzi segnati dalla fame e dal lavoro disumano tornano a parlare virtualmente alle nuove generazioni cresciute nel benessere. Creare un museo multimediale che ricordi una parte essenziale della nostra comunità, perché per molti anni Favara è cresciuta economicamente, culturalmente e anche come città intorno allo sfruttamento delle miniere di zolfo, e ha pagato poi le conseguenze più alte sia in termini di vita che di migrazione quando poi il fenomeno delle miniere di zolfo è finito. Il museo, finanziato dal GAL Sicilia, consente anche la riapertura del piano nobile del castello, chiuso da oltre 13 anni, un recupero atteso che unisce riqualificazione e cultura. Io spero che questo museo dia la possibilità ai nostri giovani di non solo coltivare pagine della nostra storia, ma trarre giovamento da quello che era lo sfruttamento minorile. Un racconto intenso e coinvolgente tra immagini e memoria, per non dimenticare e per costruire consapevolezza, perché il futuro passa anche dalla conoscenza del proprio passato. Dopo il telegiornale, il focus di oggi è dedicato alle terapie del dolore acuto e cronico, mal di testa, fibromialgia, disturbi legati alle articolazioni. Ci sono degli ambulatori ospedalieri dedicati. Adelaide Barbagallo ne parlerà con Giuseppe Rapisarda e Gigi Morello, direttori delle unità operative di anestesia e rianimazione degli ospedali di Acireale e Militello. In diretta dopo il TG e in streaming su Sicilia Web. Le vostre domande con i messaggi al 342 74 55 005. Breve pausa e poi il calcio con il Catania che si prepara alla sfida al Latina. Eccoci al calcio, il Catania in cerca dei correttivi giusti dopo il pari interno di lunedì con il Casarano. Viali ha avuto qualche altro allenamento per trasmettere i suoi concetti alla squadra. Sabato c'è il Latina. Marco Carli.
Il tempo è la variabile per tutti, lo è ancora di più in casa Catania perché le 5 giornate di campionato che mancano alla fine della stagione regolare sono l'antipasto dei playoff, un antipasto veloce, appunto praticamente un mese, in cui vanno tenute a bada le immediate inseguitrici e nello stesso tempo vanno resi propri i dettami tattici del nuovo allenatore Viali. La scelta della difesa 4, nel caso specifico del 4-2-3-1, ha fatto intravedere luci e ombre, in alcune fasi uno scollamento registrato fra attacco e difesa, squadra troppo lunga per intenderci, una maggiore difficoltà per gli esterni difensivi nell'essere incisivi perché inevitabilmente più lontani dalla porta avversaria, un sostegno non sempre facile in termini di copertura per gli esterni dei tre che agiscono dietro la punta. Col Casarano si è visto un possesso importante, il 60%, una produzione offensiva significativa nel secondo tempo, ma anche le consuete difficoltà a chiudere la partita e il gol subito in casa dopo 17 gare. Insomma, qualcosa va registrato, in parte è stato fatto nella ripresa per consentire di trovare la chiave e dare alla squadra una maggiore propensione offensiva, mettendo tutti nelle condizioni di essere utili e funzionali nel ruolo e nella posizione migliore. Viali ci vuole riuscire fin da Latina. Forte ha svolto lavoro differenziato anche se dalla scorsa settimana prova a forzare i tempi. Non ci saranno i tifosi, trasferta vietata per i residenti in Sicilia, diretta su Telecolor sabato a partire dalle 13:30. Calcio a 5 Coppa Italia, la meta Catania impegnata nella Final 8 che si tiene ad Ancona. Oggi in campo per i quarti di finale i rossazzurri affronteranno Avellino. Calcio d'inizio alle 16:30. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.